nasce un nuovo partito e quindi dovremmo valutare come poi a livello locale questo si articolerà, perché bisogna capire dall'articolazione nazionale se ci saranno articolazioni locali a livello delle amministrazioni comunali. Commenta così Maria Rosa Pavanello, da presidente regionale dell'Associazione Comuni, la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Partito Democratico e mettersi alla guida del nuovo movimento Italia Viva. Poi indossa la veste di esponente del PD e aggiunge: mi pare di vedere che dalle prime dichiarazioni non ha nessuna intenzione appunto di nuocere alla nuova compagine governativa e di far mancare la fiducia. Mi limito a vedere. No, le devo dire che sono stata un po' colpita dai tanti cambiamenti di questo ultimo mese. Questa è un po' la sensazione anche di noi amministratori, tanti cambiamenti in brevissimo tempo. Pavanello a Treviso per la presentazione del rapporto sui comuni italiani redatto dall'Università Ca' Foscari di Venezia e presentato a Palazzo dei 300, con in videoconferenza il vice ministro all'economia Laura Castelli. Un report sulla revisione del testo unico sugli enti locali già avviata e sul dissesto in cui sono incorsi decine di comuni negli ultimi 10 anni, solo 5 in realtà in Veneto. La crisi economica ha portato alle finanze di molti comuni delle gravi difficoltà, tant'è vero che adesso procediamo a un ritmo stabile di 75 comuni ogni anno che dichiarano difficoltà. Le difficoltà principali nelle regioni del sud. Quanto ai comuni veneti, capita che per rispettare le regole di bilancio finiscano per dire fin troppi no ai cittadini, per non parlare delle lungaggini nelle assunzioni e nel turnover di personale. Credo che ci sia un po' una richiesta, soprattutto dai comuni veneti, di avere un po' più di attenzione dove poi ci sono delle grandi difficoltà, di cominciare a misurare anche un po' meglio i parametri di efficienza ed efficacia, un po' più di equilibrio.